Dottor Cabelli, parlare di demenze è parlare di patologie complesse che possono avere anche dei campanelli d'allarme, dei fattori, chiamiamoli così, anche predittivi. È così? Sì, assolutamente. Credo che dobbiamo fare sempre più attenzione a quelle che sono i cosiddette red flag, i campanelli d'allarme. Quindi è normale che ciascuno di noi con il tempo, con l'età, diminuisca di efficienza nella memoria, tuttavia ci sono elementi che devono un po' allarmarci, soprattutto quando sono i nostri familiari stessi che ci ravvisano che ci sono delle cose che non vanno, che non siamo più gli stessi. In questi casi è utile fare una valutazione cognitiva, che può essere anche un'autovalutazione. Adesso esistono dei sistemi anche sul telefonino che ci permettono di autovalutarci e capire come sta andando, e poi questo può essere preliminare, perché le possibilità che abbiamo di intervento, di terapia sia farmacologica che non farmacologica, sono diverse, diciamo una valutazione clinica. Questo perché? Perché le fasi iniziali di un declino cognitivo vanno subito capite, ma sono sicuramente più utili nelle prime fasi. Quando abbiamo una diagnosi, certamente questo è un momento molto delicato. Spesso i familiari fanno un po' da cuscinetto, diciamo così, tra il medico e il soggetto che ha dei disturbi. Però è diritto di ciascun paziente sapere la diagnosi corretta. Il medico deve imparare a comunicare correttamente la diagnosi al paziente, capire le risorse che può mettere in campo per gestire questa situazione e cercare di evitare situazioni o di negazione di malattia o situazioni catastrofiche, situazioni in cui i primi mesi di malattia, in cui viene appresa questa circostanza negativa, possono portare a reazioni negative. Adesso abbiamo la possibilità di associare a delle indagini, diciamo, di efficienza con i test neurocognitivi anche dei dati biologici, non solo l'attacco, la risonanza, ma anche dei prelievi del sangue che ci possono aiutare a definire meglio cosa sta succedendo. Se c'è quindi una sofferenza cerebrale, come si fa per altri organi, che abbiamo dei biomarcatori per malattia. Quindi questo è diventato più semplice, è un grande avanzamento che la tecnica ci ha permesso di capire se il cervello in quel momento sta soffrendo e magari anche di capire il perché. Il problema della solitudine della famiglia dopo la diagnosi è un problema serio, quindi sia del paziente ma anche di chi è vicino al paziente, capire cosa deve fare, cosa è meglio non fare, se stimolare, se non stimolare, se andare in vacanza al mare oppure in montagna o stare a casa. Queste semplici scelte impongono ogni giorno delle decisioni che a volte il familiare fa fatica, e chiaramente in questo il medico sì coinvolto, ma non può essere coinvolto ogni giorno. Quindi devono costituirsi degli ambienti alternativi. Io suggerisco che ci sia un cosiddetto case manager. Un case manager è un infermiere preparato che accompagna la famiglia in una serie di scelte e di situazioni. Poi esistono dei sistemi anche di intelligenza artificiale che aiutano a dare risposte a domande semplici, che però sono molto sensate e quindi possono essere utilizzate. E poi esistono anche le comunità di autoaiuto, cioè gruppi di persone che hanno lo stesso problema e che condividono esperienze. Questo è molto importante anche sul piano emotivo, per condividere situazioni, emozioni positive o negative.